Per gli amici del canale YouTube Serenissima 1797, un nuovo affascinante argomento, la barca solare, un mito antichissimo che si perde nella notte dei tempi. Il grande pubblico non ama la preistoria. A differenza della storia, dove ci sono date, luoghi, nomi di principi, di re, di condottieri, nella preistoria in realtà invece delle date abbiamo periodi storici, età del bronzo, età del ferro, invece dei nomi propri abbiamo popoli che si insediano in un certo luogo o che migrano attraverso vasti territori. Il mito della barca solare trova una sua raffigurazione iconografica nelle cosiddette situle, che sono delle secchie di rame incise a sbalzo con simboli e sono elementi tipici della cultura venetica. Noi sappiamo che già dal 600 avanti Cristo esistevano in Veneto queste secchie lavorate con grande pregio artistico che illustravano la vita quotidiana dei Veneti antichi. Questa invece è una situla di cui vedete l'immagine, trovata in Cecchia nel 900 avanti Cristo. Potete vedere il simbolo tipico della barca solare, i dischi del sole al centro, poi vedete i due uccelli acquatici ai lati, simmetrici. Sotto le curve rappresentano le onde del mare. Questa situla è stata trovata sotto la sabbia a Cladina, in Cecchia, ed è molto interessante il fatto che all'interno della situla è stata trovata traccia di miglio e di erbe che servivano probabilmente per fare la birra. Noi sappiamo che la Cecchia già oggi è ben famosa per la birra e per i massi birrai, quindi può vantare con questo reperto archeologico botanico la prima più antica fabbricazione di birra. Questa invece è una situla trovata in Slovenia, a Vace, dove c'è il puntino giallo. Potete vedere un personaggio con un copricapo che assomiglia a quello del doge, che tiene in mano uno scettro bipartito con teste di uccelli. Qui potete vedere meglio il particolare evidenziato. Lo stesso scettro troviamo nelle mani della dea Reitia, che era la somma dea dei Veneti antichi. Qui vedete un disco, quindi già la forma rotonda richiama il disco solare. È stato trovato a Musile vicino a San Donà. Ed ecco un'immagine un po' più carina, accattivante, della dea Reitia che tiene in mano la cosiddetta chiave di Reitia, che altro non è che il simbolo della barca solare. Questo tipo di grafica della barca solare è stato trovato anche, per dire, in Ungheria, e quindi rappresenta il cerchio, il sole, l'asse e poi
i due semicerchi rappresentano i due uccelli acquatici. Anche in questa immagine vedete sulla sinistra un airone, sulla destra il lupo, l'animale che accompagnava la dea, in mano la tavoletta con l'alfabeto venetico e l'immancabile cinturone alla vita. Questa è una riproduzione eccezionale dovuta a un grandissimo artigiano, artista e archeologo contemporaneamente che si chiama Stefano Buson e che ha riprodotto la situla di Montebelluna. Come vedete vengono illustrati momenti di vita quotidiana, per esempio c'è un musicista, c'è la caccia, c'è una processione con i carri. Qui vedete un carro trionfale con il prigioniero legato e il carro ha le teste dei due uccelli acquatici, come si ritrova anche in altre situle. Le situle di tipo venetico le troviamo appunto distribuite lungo una fascia che dalla Cechia, come abbiamo visto, attraverso l'Austria, Kupfern, Hallstatt, arriva in Austria, in Slovenia, Friuli e Veneto. In Veneto ci sono molte situle, ma alcune di queste situle si trovano anche lontano dalla fascia che abbiamo descritto, che poi è quella della Via dell'Ambra. Tra queste situle dislocate in aree particolari abbiamo questa che è stata trovata in Bretagna. Voi sapete che in Bretagna, come descritto nel De Bello Gallico, c'erano dei veneti. Ebbene, quando ho mostrato a Stefano Buson l'immagine di questa situla, lui mi ha detto ma questa è una delle nostre. Nostre intendeva venetiche e infatti è inconfondibile la forma venetica trapezoidale della situla. Queste erano le navi dei Veneti dell'Atlantico, della Bretagna, come vedete navi poderose con ancore pesantissime, grandi vele e servivano per padroneggiare il burrascoso oceano Atlantico. Ercole ebbe il grande, unico privilegio di poter navigare nella coppa d'oro del dio Elio, cioè del dio Sole, quella coppa che il dio Elio utilizzava di notte per ritornare da ovest a est e ricominciare un nuovo giorno. Vedete questa immagine di grande eleganza, di grande perfezione artistica. Ercole tiene l'arco, che era la sua arma più antica, anche ha la clava, la sua arma più recente, e l'inconfondibile pelle di leone. Vedete la testa del leone è quasi un elmo a protezione. Ercole era l'eroe nazionale dei Veneti antichi, ma come mai appunto è così un personaggio importante da avere questo privilegio? Qui lo vediamo Ercole in lotta contro l'Idra di Lerna. Lerna era una palude in periferia della città di Argo. Questo è una delle fatiche di Ercole ed è importante anche per capire il significato intimo del mito, come vedremo più avanti parlando del mito della barca solare. Questi che vedete descritti sono dei santuari cosiddetti venetici settentrionali, anche se
in seguito subirono forti influenze celtiche. C'era una specie di percorso di pellegrinaggio che si snoda a partire dal Monte Altare, che un tempo in onore alla stella Antares veniva chiamato appunto Monte Antares, poi prosegue nell'importante santuario del Cadore di Lagole di Calalzo, dove ci sono i laghetti, prosegue verso il Friuli a Monte Sorantri, nei pressi di Raveo, prosegue per Colle Mazzeit. Da Colle Mazzeit, che è vicino Verzegnis, prosegue verso il passo di Törl e Findenig, dopo aver superato Misincinis, altro importante sito antico, e finalmente arriva a Gurina in Austria, altro santuario venetico settentrionale, perché qui potete vedere Raveo col Monte Sorantri. Qui vedete dove c'è la freccia il Colle Mazzeit di Verzenis, in una posizione alla confluenza tra la Valle del But e la Valle del Tagliamento. Un tempo di qua passava la via Iulia Augusta. Questo è il Tempio di Ercole a Gurina. Sembra un'immagine digitale, ma in realtà è una foto che ho scattato di persona. È un tempio di epoca romana, però si rifà ad un culto di Ercole precedente. E ora cerchiamo di capire appunto perché Ercole è un personaggio così centrale e importante non solo per i Veneti, ma anche per tutta la mitologia arcaica. Le prime raffigurazioni di Ercole in Grecia risalgono al 700 a.C., quindi veramente un mito molto precoce. Qui invece siamo in Anatolia, nel nord, dove c'è la Paflagonia che si affaccia sul Mar Nero, e voi ricordate dall'Iliade di Omero la citazione dei Paflagoni alleati dei Troiani. E qui potrebbe sorgere a qualcuno un po' di confusione, perché in realtà Omero parla anche di Eneti, alleati di Troia. Allora, chi erano gli Eneti? Chi erano i Paflagoni? Sono gli stessi? Sono due popolazioni diverse? Punto di domanda. La risposta è molto semplice. I Paflagoni abitavano la Paflagonia ed erano semplicemente una serie di tribù, tante tribù. Tra queste tribù la più importante era quella degli Eneti. Siccome i greci non pronunciavano la lettera V, ecco li chiamavano Eneti. In questa mappa gli Eneti sono giustamente posizionati vicino alla città di Amasra, che anticamente si chiamava Enete, la città di Enete, da cui hanno preso nome probabilmente tutti i Veneti. In Paflagonia regnava Pelope, re degli Eneti, tanto che gli Eneti si vantavano di discendere dal suo sangue, e dal sangue di Pelope discendeva anche Ercole, in quanto era suo nipote.
Tuttavia la patria ancestrale di Pelope era in Lidia, quasi a adombrare una egemonia che partendo dalla Lidia arrivava fino in Paflagonia e più oltre vedremo anche in Peloponneso, cioè la penisola greca che ha preso il nome proprio da Pelope. Vedete non lontano dalla costa il monte Sipilo, un monte sacro a Pelope, tant'è che nel monte Sipilo c'è ancora visibile quello che era il trono di Pelope, scavato nella roccia. Vedete l'immagine di Pelope sulla sinistra. A sottolineare il legame tra la dinastia di Pelope e il culto della Grande Madre, nello stesso monte Sipilo è scolpita una scultura della dea Cibele alta 20-30 metri. La dea si spreme le mammelle in senso materno e vedete sulla sinistra l'immagine di Cibele che nel sincretismo religioso corrisponde a Rea, la quale a sua volta talvolta è chiamata Reia e quindi possiamo intuire un passaggio da Reia, ove Tia in greco e anche in palaico, antica lingua anatolica, vuol dire dea, quindi Reia, Tia, Reitia. Quindi l'assonanza con Reitia, la dea somma dei Veneti antichi venerata ad est. Qui possiamo capire la genealogia di Pelope che si rifà ai Titani, quindi una discendenza titanica. Pelope era figlio di Tantalo, il quale a sua volta discendeva da Atlante, che era appunto un titano. Ebbene, Atlante dove risiedeva? Risiedeva forse in Anatolia? No. Atlante viveva nella terra degli Iperborei, quindi a nord, e quindi con questo elemento noi possiamo agganciarci alle teorie archeologiche moderne che vedono l'origine dei Veneti dal centro Europa, perché il centro Europa era area degli Iperborei, quindi non c'è una contraddizione nel fatto di parlare di Veneti insediati tanto in Anatolia quanto nel centro Europa. Anche Crono è un antenato di Pelope e quindi di conseguenza anche di Ercole, e Crono presso i Romani aveva un attributo che era il mare di Crono, che veniva considerato un mare di ghiaccio, quindi anche questo ci porta a nord. Esiste un autore poco noto, Marco Justino del secondo-terzo secolo, che diceva: tanto gli Etruschi quanto i Veneti vennero dalla Lidia. Ebbene, gli Etruschi hanno in comune con i Veneti tante cose: l'alfabeto, le situle, l'incinerazione dei morti. Qui potete vedere il continuare della discendenza di Pelope, Atreo, figlio di Pelope, il quale era padre di Agamennone. Voi ricordate, vero, chi era Agamennone? Fu colui che assediò Troia. A questo punto qualcuno potrebbe dire: no, cosa stai dicendo? Qui c'è una contraddizione. I discendenti di Pelope, prima nominati come alleati di Troia attraverso gli Eneti della Paflagonia, adesso mi dici che i discendenti
di Pelope vanno ad assediare Troia con Agamennone. Questa è una cosa inconciliabile. Ebbene, per lungo tempo io mi sono scontrato con questo enigma finché mi è parso di capire la soluzione. Esaminiamo i nomi degli eroi greci e troiani. Hanno gli stessi nomi, tanto i troiani quanto i greci. Gli dei hanno gli stessi dei, tanto gli uni quanto gli altri. Parlano la stessa lingua, si capiscono. Quindi la conclusione è che fu una guerra civile. Il fatto che sia stata una guerra civile ci giustifica il fatto di trovare una dinastia, quella di Pelope, sia dalla parte troiana sia dalla parte greca. Ora voi vedete quella maschera d'oro che nei libri di scuola viene sempre presentata in relazione ad Agamennone, ma in realtà non ha nessuna relazione con Agamennone perché risale al 1500 a.C., mentre la guerra di Troia, fomentata da Agamennone e della sua federazione, risale al 1250 a.C. Nei libri di scuola trovate anche altre assurdità. Per esempio, i Micenei vengono presentati come coloro che hanno partecipato attivamente all'epopea dell'Iliade, della guerra di Troia. In realtà va detto chiaramente, i Micenei non hanno nulla a che vedere, non hanno nessuna relazione con la guerra di Troia. Tanto le tecniche militari descritte nell'Iliade non sono quelle micenee, nell'Iliade il rituale funebre prevede sempre l'incinerazione, mentre invece i micenei seppellivano i morti. Inoltre, intorno al 1200 a.C., ci fu Argo che prese l'egemonia in Grecia nel contempo che il potere dei Micenei andava scomparendo. Nei libri trovate appunto questo errore in cui Micenei ed Argivi, cioè gli abitanti di Argo, vengono trattati come sinonimi. In realtà non sono sinonimi, sono gli Argivi, gli abitanti di Argo, che hanno partecipato alla guerra di Troia. Tornando a Pelope, abbiamo detto che ha esteso la sua influenza anche nel Peloponneso, cioè nella penisola greca, probabilmente attraverso una serie di alleanze matrimoniali. Qui vedete a Olimpia, nel Peloponneso, il recinto di Pelope, che ha veramente una antichità incredibile. Ecco, quello che io ho presentato finora è soltanto una premessa, una grande premessa per arrivare a parlare, a condividere un particolare, un semplice particolare. Con la mitologia, con il culto antico, non si pretende di dimostrare alcunché, non siamo alla ricerca di prove scientifiche, perché nell'ambito della mitologia sappiamo che siamo nell'ambito delle credenze. Però attraverso questo particolare che voglio condividere abbiamo modo comunque di riflettere, di meditare. Ercole fece un sacrificio a suo zio Pelope, ma facendo questo sacrificio
poteva usare un unico tipo di legno ed era il legno di pioppo bianco. Il pioppo bianco è particolare perché la foglia da una parte è grigia e dall'altra di un bianco lucente. Vedete anche l'immagine di Ercole coronato di foglie di pioppo bianco. Ma perché è un particolare così notevole? Perché ritorna in un mito che è probabilmente il più antico dell'area venetica, il mito di Fetonte. Fetonte prese il carro solare di suo padre Elio, però incauto, incapace, maldestro, finì a precipitare nel fiume Po, dove morì. Alla notizia, le sue sorelle, le Eliadi, piansero lacrime d'ambra. Vedete i bambini che raccolgono l'ambra da terra e si trasformarono in alberi, in pioppi bianchi. Si tratta realmente di un mito antichissimo perché l'ambra nel Po veniva commerciata tramite Fratesina nel 1200-1100 a.C. ed è anche un mito antichissimo perché ha un altro mito che è identico a quello di Fetonte e risale all'Iliade, perché è descritto proprio nell'Iliade. Si tratta di Acheronte. Acheronte, allo stesso modo di Fetonte, fu punito da Zeus. Sia Fetonte sia Acheronte erano figli di Elios. Acheronte fu trasformato in fiume e potete immaginare il tipo di alberi che crescevano sulle rive del fiume Acheronte, i pioppi bianchi. Qui vediamo l'immagine di una immane, colossale battaglia con 4.000 uomini che hanno partecipato. Considerate che all'epoca i villaggi erano di 100, 200, massimo 300 abitanti. È una guerra che non si combatté nel Mediterraneo, ma nel nord Europa tra Germania orientale e Polonia. La battaglia di Tollensee. Fate attenzione alle cinture indossate da questi guerrieri. Si rifanno ai reperti archeologici trovati a Tollensee e sono delle specie di contenitori che avevano incisi dei simboli solari. Gli stessi simboli del disco solare che trovate nella sacerdotessa trovata in Danimarca con questo vestiario e con il disco solare a Etveg, lo stesso simbolismo solare nell'area venetica della Slovenia occidentale a Santa Lucia, Mostna Soci, e infine a destra vedete la losanga tipica delle sacerdotesse venete. Con la moda è cambiata la forma, ma nella losanga voi trovate gli stessi simboli solari della barca solare. Se guardate bene si vedono i segni degli uccelli acquatici simmetrici sopra il disco solare. La barca solare si può dire che sia un simbolo universale all'epoca. Lo troviamo anche in alcuni culti nordici come il mito della dea Saule in Lituania. Ebbene, la dea Saule di notte con una barca d'oro tornava al punto di partenza
guidata da un pesce rosso. Questo è sempre simbolismo di barca solare con i due uccelli acquatici, compare una donna ed è stato trovato a Misincinis in Carnia in una necropoli. Vedete come si può articolare il simbolismo, la grafica della barca solare. Ricorda in un certo senso il caduceo con la sua forma. Vedete in alto sulla sinistra il caduceo sumero, poi quello fenicio, quello greco e infine quello venetico. Vedete anche delle barche che hanno le paperine a poppa e a prua. A chi appartenevano queste barche? Ai misteriosi, famosi popoli del mare, quelli che hanno sconvolto il Mediterraneo nel 1200 a.C. Eccoli qui, avevano i copricapi con piume. E come mai si sono messi in movimento questi popoli del mare? Che cosa è successo? Che cos'è che ha scatenato il finimondo? Un problema climatico, un aumento delle temperature globali proprio nel 1200 a.C. Vedete il picco eccezionale di caldo che ha comportato a sud, nel Mediterraneo, fame, miseria, siccità, rivolte, mentre invece a nord, nel nord Europa, un paradiso terrestre. I raccolti abbondanti, più raccolti all'anno, la gente abituata ai rigidi inverni, alle primavere tiepide, si è ritrovata in un clima stupendo e questo cosa comporta? Che aumenta la popolazione, fanno più figli. Fare più figli che cosa comporta? Nella storia abbiamo sempre visto quando c'è un aumento demografico c'è un'espansione che parte da nord e con effetto domino sposta le varie tribù, una tribù sposta l'altra e giù 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 arriviamo fino a Castanas in Grecia con la cultura dei campi diurne, così chiamata perché il rito funerario prevedeva l'incinerazione dei morti, come fanno ancora oggi in India, sulla pira, bruciati, le ceneri raccolte in urne e le urne seppellite in vasti cimiteri. Vedete già una freccia che arriva verso il Veneto, quindi in questo periodo di grandi migrazioni una migrazione ha coinvolto anche il Veneto, non si è fermata lì perché è proseguita attraverso tutta la penisola. Un marker di questi movimenti di popolazione è la spada, perché alcuni dicono, beh sì, la cultura dei campi diurni forse è stato solo un fenomeno culturale, ma in realtà non c'è stato movimento di popolazione. E invece qui probabilmente questa cultura dei campi diurne sì, con afflato religioso, perché era una nuova credenza, una nuova religione, quella della barca solare, ma anche con armi che avevano nel pomo il sole e nell'Elsa c'era disegnata proprio la barca solare. Ebbene, queste armi sono state trovate lungo tutta la penisola e poi in Grecia ad Argo. Quindi l'Italia è stato un passaggio obbligato per arrivare ad Argo. Quindi si sviluppò in tutta la penisola italiana quella che è chiamata la cultura proto-villanoviana, che ha dei caratteri tipicamente centroeuropei, cioè con l'aspetto delle urne, dell'incinerazione,
Facciamo un esempio, Alba Longa sui Colli Albani, ecco, lì abbiamo proprio, fra l'altro c'erano anche ad Alba Longa delle tribù e tra queste c'era i Venetulani, la tribù dei Venetulani. Ebbene, costoro avevano discesi appunto dal centro Europa una caratteristica cultura affine anche a quella dei Veneti, solo che mentre i Veneti rimasero fedeli, radicarono questa cultura nei secoli successivi, nella vastità della penisola italiana, questa elite che veniva dal centro Europa si diluì e venne sopraffatta. Anche Alba Longa venne distrutta da Roma. Ecco, vedete questo movimento che iniziando a cascata da nord con i Dori, i Frigi che discendono a sud, comportò poi la messa in movimento anche di vari popoli italici che parteciparono a questa spedizione navale dei popoli del mare. Importante in questo scenario sottolineare che in Lidia c'era il regno di Achiyava, Achaia, cioè l'Achea del popolo degli Achei, il più importante regno dell'età del bronzo nell'Anatolia occidentale. E secondo i testi ittiti noi troviamo anche il nome Atarsia, che non era altro che Atreo, il figlio di Pelope e il padre di Agamennone, e costui conquistò il monte Sipilo in Lidia. Pertanto alcuni autori suggeriscono che Troia non sia stata distrutta dai Micenei, ovviamente, come abbiamo detto, sottolineato, ma dai popoli del mare. E quali popoli del mare? Dalla Lidia gli Achei si sono spostati ad Argo. Da Argo hanno attaccato Troia. Gli Achei. E qui vedete, è evidente il disastro provocato dai popoli del mare. Intanto Micene, a ferro e fuoco, distrutto tutto l'impero miceneo, distrutto l'impero ittita in Anatolia, le città della costa medio orientale. Chi si salva? Da una parte si salvano gli egiziani perché combattono i popoli del mare e li sconfiggono. Oltre agli egiziani vediamo Sardis in Lidia. La Lidia si salva, ma perché probabilmente o erano popoli del mare loro stessi o comunque erano dei loro alleati. Tornando al mito della barca solare del centro Europa, noi dobbiamo sinceramente convenire che di questo mito, della sua essenza, delle credenze legate al mito, della stessa narrazione che si tramandava di questo mito, non sappiamo nulla. Al che possiamo avere due tipi di atteggiamenti: o diciamo non si sa nulla, punto, e chiudiamo il discorso, oppure cerchiamo fra i vari miti dell'umanità quel mito che possa essere analogo, più vicino, che magari potrebbe avere qualche elemento in comune. Dal punto di vista storico possiamo localizzare un nuovo corso di culto in Egitto nel 1300 a.C. a Eliopoli, in Egitto, con il faraone Akhenaton, il quale indice una novità, un nuovo culto di Stato di tipo solare. Ecco, in questo ambito interessantissimo
riproporre quello che era il mito egizio della creazione. All'inizio c'erano le acque primordiali, solo un oceano di acqua, che esisteva prima di qualsiasi cosa esistesse. Sembra un controsenso, però è un problema analogo a quello, per esempio, del Big Bang. Quando noi vogliamo sapere, capire cosa c'era prima del Big Bang, ci scontriamo con l'indefinibile, perché prima del Big Bang il volume è uguale a zero, e se il volume è uguale a zero nulla può esistere, perché per esistere qualsiasi cosa ha bisogno di un volume. Poi cosa è successo, secondo gli egizi, in questo oceano infinito di acque primordiali? È emersa una collina all'improvviso, e su questa collina è sorto il sole. Il sole ha assunto la forma, l'incarnazione di un airone cinerino. Qui lo vedete nella barca solare con in testa il disco rosso del sole. Ebbene, l'airone cinerino non è altro che la Fenice. Presso i greci era quella che bruciava e poi risorgeva dalle proprie ceneri. Il mito egizio è anche lo stesso un mito di salvezza, cioè un cosiddetto mito esoterico di rigenerazione, solo che la rigenerazione avviene attraverso le acque. La Fenice rinasce dalle proprie acque primordiali. E certo è un animale di una eleganza straordinaria, l'airone cinerino, che possiamo ammirare anche nelle lagune del Veneto e del Friuli. Ecco, qui vediamo la barca solare, l'airone e il dio Ra con il cerchio solare sulla testa. Noi abbiamo anche un racconto relativo alla barca solare, cioè si sviluppa una narrazione di un serpente terribile che durante il percorso notturno della barca solare attraverso 1000 pericoli e incertezze attacca la nave e la vuole divorare. E allora si sviluppa una guerra cosmica in cui ogni notte questo serpente immane viene sconfitto, permettendo al sole di rinascere il giorno successivo. Abbiamo detto che le più recenti scoperte, acquisizioni dell'archeologia moderna focalizzano una possibile origine degli antenati dei Veneti antichi nel centro Europa. Più precisamente esiste la cosiddetta cultura di Bayerdorf-Velatice a partenza dalla Cecchia, che man mano attraverso una serie di insediamenti lungo la via dell'Ambra discende in Austria, in Slovenia, in Friuli e finalmente in Veneto a Caorle, che è sulla via dell'Ambra che porta a Frattesina sul delta del Po. In Friuli i Bayerdorf-Velatice, che arrivano in massa, non si tratta di poche persone, una migrazione di massa, vanno a insediarsi nella fascia delle risorgive. Probabilmente, siccome lì c'era l'acqua ed era un periodo di siccità, ovviamente hanno scelto la fascia delle risorgive dove l'acqua emerge spontaneamente dal suolo. Anche le situle, come abbiamo detto,
sono state ritrovate lungo questa fascia che dalla Cechia, Austria, Slovenia arriva in Veneto. In particolare vorrei fare attenzione al fatto che nella zona di Ruže, in Slovenia, sono presenti, dimostrati degli insediamenti di questi che in un certo senso sono dei proto-veneti, degli antenati dei veneti che hanno portato la cultura dei campi di urne, tipica del Veneto antico. Ebbene, qualcuno forse avrà sentito nominare quel trio sloveno di Matej Bor, Josko Sauli, Ivan Tomasic, quest'ultimo ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, incontrandolo in Slovenia. Bene, costoro negli anni 80-90 dicevano che gli sloveni discendevano dai veneti. Loro riprendevano una tradizione che si rifaceva a Davorin Trsteniak, un prete, anche lui come Ivan Tomasic, il quale diceva che appunto gli sloveni discendevano dai veneti e che i veneti erano uno dei popoli più antichi d'Europa. Ora, a distanza di 30-40 anni, possiamo dire che avevano ragione oppure no questi sloveni? Quando dicevano che il venetico si può interpretare tramite lo sloveno? In un certo senso avevano ragione, perché se i Beyerdorf Velatice, antenati dei Veneti, si sono insediati anche in Slovenia, si può affermare che gli sloveni discendano anche loro da questi proto-veneti. Sul fatto della lingua parlata da questi Beyerdorf Velatice, probabilmente parlavano il proto-slavo, che non è il paleoslavo, perché il paleoslavo è semplicemente la lingua ecclesiastica dei primi secoli. Il proto-slavo nasce in Ucraina e si diffonde anche in Cechia. E qui a un certo punto potremo introdurre il problema della lingua venetica, perché secondo alcuni autori, in particolare il Prosdocimi, il latino è del tutto affine al venetico. In effetti nel latino, come nel venetico, in tutte e due le lingue ci sono le sonore aspirate ed è tipico l'esito delle lapio-velari. Però ci sono alcuni autori come il Cra e il Pellegrini che invece considerano un ramo autonomo il venetico. Poi c'è il Devoto, un insigne linguista del passato, che diceva che nella genesi del latino entravano tre componenti. Una di queste componenti veniva da nord ed era il venetico, quindi il venetico che influenza la genesi del latino e non viceversa. Del resto, presso i latini vediamo che ad esempio Rea Silvia ad Alba Longa con il lupo è proprio simile a Reitia. Per quanto riguarda il proto-indoeuropeo parlato come proto-slavo, questo era una lingua che non ha delle testimonianze scritte, però è stata ricostruita dagli specialisti. Si sa che nacque nell'età del bronzo e si estinse nel 400 a.C., 400 a.C. quando compaiono le prime iscrizioni venetiche. Cosa possiamo dire delle similitudini tra protoslavo e venetico? Ci sono delle, così dire, somiglianze nella pronuncia. Parliamo della pronuncia moderna della lingua veneta. Ebbene, sia nel protoslavo sia nel veneto moderno, nella pronuncia, non esistono le consonanti doppie e questa è una cosa assolutamente tipica. I veneti non sanno pronunciare le doppie, lo sanno tutti. E poi
Altro tratto caratteristico della pronuncia veneta è la L evanescente, cioè una L che si sente sì e no. Ebbene, è presente anche nel proto-slavo, fa parte delle cosiddette approssimanti laterali, che sono un suono intermedio tra le fricative, che producono un flusso d'aria turbolento, e le vocali, che non producono turbolenza. Quindi, per capirci, provate a mettere la lingua come se voi steste per pronunciare la parola gnomo, mettetela in basso e poi provate a pronunciare la L. La lingua veneta, la lingua veneta. Ecco, avete capito. Qui si vede il passaggio della via dell'Ambra attraverso il passo di Montecroce, l'incrocio della Valle del But col tagliamento, dove c'era Colle Mazzeti, il santuario, poi lungo il fiume Torre, fino alla zona di Aquileia, dove già nel 500 a.C. C'era un insediamento di un emporio con presenza di culto di Ercole e che andava fino a Fratesina sul delta del Po. Qui potete vedere alcuni vasi di tipo venetico. È chiaro che i vasi venivano commerciati, quindi possiamo dire che come i vasi greci si possono trovare ovunque e non c'è nulla di strano. Tuttavia a Pozzuolo c'era proprio la fabbrica di questi vasi a strisce rosse e nere, quindi si presume che proprio ci fosse una popolazione di veneti. Del resto abbiamo a San Vito al Tagliamento la presenza di veneti proprio autoctoni, cioè non erano venuti né da est né da Padova, ma erano proprio autoctoni, sempre stati lì. Noi sappiamo dalle basi archeologiche e degli autori classici che la zona di influenza dei veneti antichi arrivava fino alla zona del Timavo, presso Monfalcone, dove c'è il punto più a nord dell'intero Adriatico. Qui potete vedere un'immagine di quello che è l'aspetto tipico della cultura dei campi di urne, con l'incinerazione del morto e poi la raccolta della cenere nelle urne e il seppellimento delle urne. Qui potete vedere l'esercito venetico, che non è da sottovalutare perché nel secondo secolo a.C. l'esercito di Padova ha sconfitto gli Spartani di Cleonimo e sappiamo che gli Spartani erano un esercito di tutto rispetto. Ecco, qui vedete i veneti in marcia, in processione, quello al centro fotografato dal drone è il sottoscritto, e questo per finire la presentazione del canale YouTube Serenissima 1797 è la bellissima Dea Reitia sulla barca con il lupo, con il disco solare e con in mano lo scettro del sole.